Buongiorno a tutti voi telespettatori, sono le 12 in punto e noi puntuali. Anche oggi siamo qui per raccontarvi le notizie del Veneto dal Veneto. Siamo in diretta e saremo in vostra compagnia intanto fino alle 12:30 per poi cedere la linea al governatore Luca Zaia per il suo punto stampa oggi dal Palazzo Balbi, per andare a fare il quadro della situazione per tanti argomenti di attualità all'ordine del giorno. Quindi 12:30 cederemo la linea al governatore Zaia, ma in questa mezz'ora di certo non mancheranno notizie, aggiornamenti, cronaca, approfondimenti e collegamenti in diretta con il territorio. Quindi restate con noi e cominciamo subito a parlare di una novità importante per noi, ma soprattutto per tutti voi cittadini, tutti voi telespettatori, perché arrivano dei passi in avanti, delle novità sostanziali per la nuova televisione digitale, novità che riconoscono pari opportunità e garanzie alle TV locali. Vediamo tutto in questo servizio. Non ci si può dimenticare di chi negli anni ha investito offrendo quotidianamente informazione puntuale a milioni di veneti, gli stessi che hanno scelto come primo mezzo la televisione per informarsi soprattutto durante i mesi della pandemia. Si dice soddisfatto il presidente del Veneto Luca Zaia commentando l'ok della Commissione Bilancio alla Camera del decreto mille proroghe, con cui si chiedeva di garantire un'equivalente ricevibilità dei programmi locali rispetto ai programmi trasmessi dalle reti nazionali, e questo in vista dello switch off previsto nelle prossime settimane, che rischia di tagliare fuori intere porzioni del Veneto dalla ricezione delle emittenti locali. Circa 1 milione di telespettatori veneti coinvolti, una vera e propria discriminazione tra emittenti locali e nazionali, ha sempre sottolineato Zaia. Con l'emendamento approvato in queste ore presso il Ministero dello Sviluppo Economico sarà istituito un tavolo tecnico permanente al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. In concreto, ora il Mise, sentita l'Agicom, potrà avviare un'istruttoria sui concreti progetti di rete degli operatori assegnatari. Il passaggio alle nuove frequenze del Veneto e quindi la risintonizzazione dei canali dovrebbe iniziare il prossimo 24 febbraio nell'area bellunese e concludersi il 10 marzo con il completamento dell'area in pianura. 2 le priorità per Zaia in questa delicatissima fase: salvaguardare i diritti costituzionali del lavoro e il pluralismo di informazione. E adesso ci colleghiamo in diretta con la nostra collega Luisa Bertini, ci spostiamo quindi a Vicenza. Buongiorno Luisa, quali novità ci porti? Sì, buongiorno Alex, a te e ai nostri telespettatori. Oggi vi parlo di controlli straordinari che continuano un po' in tutte le zone della provincia, disposti dal questore Paolo Sartori. Questa volta a Schio è stata interessata, soprattutto nei luoghi del centro e dei parchi pubblici. Parliamo di controlli interforze, quindi erano coinvolte una trentina di uomini tra polizia, carabinieri, finanza, polizia locale e anche 3 equipaggi del reparto prevenzione crimine. Sono stati controllati in tutto una cinquantina di esercizi pubblici, così come un centinaio di persone, di cui 25 con precedenti, e questi controlli ovviamente mirati alla prevenzione anche nelle zone dove si consumano prevalentemente spaccio e microcriminalità, quindi anche scelti in base all'ascolto dei cittadini e alle segnalazioni, hanno portato a 4 fogli di via disposti dal questore, quindi fogli di via dal comune di Schio per un periodo di 3 anni, 8 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini gravati da precedenti di varia natura e 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un egiziano, un cittadino albanese e un cittadino cinese che erano irregolari sul territorio, quindi sprovvisti di permesso di soggiorno e risultati anche gravati da precedenti che avranno 7 giorni di tempo per lasciare il nostro paese. Quindi continua questa serrata iniziativa del questore Paolo Sartori anche nei confronti delle zone della provincia. Ti anticipo dimmi già pure, che all'interno del TG
avremo argomenti di varia natura stasera, quindi a partire dallo sciopero che c'è da parte degli studenti e che è partito anzi in stazione qui a Vicenza, così come delle novità relative alla viabilità, quindi sull'apertura prossima del ponte sulla Montorsina, che è uno snodo chiave tra Arzignano, Montecchio e Montorso. E allora, sempre puntuale, la pagina di cronaca della nostra collega Luisa Bertini. Grazie Luisa, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie a voi. Noi rientriamo, quindi da Vicenza rientriamo in studio perché dobbiamo continuare a parlare di switch off e insomma delle novità che riguardano, che interessano le TV locali, la nuova televisione digitale. Prima vi ricordo che appunto alle 12:30, come vedete riportato in sovraimpressione, cederemo la linea al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per un punto stampa di aggiornamento con tematiche di stretta attualità all'ordine del giorno. Quindi noi, in attesa di collegarci con Palazzo Balbi, continuiamo a parlare, come vi dicevo, del futuro delle TV locali, quindi della nuova televisione digitale. Perché? Perché il Partito Democratico ha presentato un emendamento al decreto mille proroghe, emendamento che è stato accolto e votato da tutti i gruppi parlamentari. Vediamo. Questa notte è stato approvato il decreto mille proroghe, un emendamento proposto dal Partito Democratico che poi ha avuto il sostegno di tutte le forze politiche, volto a trovare una soluzione affinché il passaggio digitale non penalizzi le TV locali. Mi pare un emendamento molto giusto che continueremo a seguire nei prossimi giorni. Tutti i gruppi parlamentari hanno accolto e votato l'emendamento al decreto mille proroghe presentato dal Partito Democratico per salvaguardare le televisioni locali, che, spiega il segretario veneto del PD Martella, non possono essere penalizzate dal passaggio al digitale. Verrà istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con l'Agicom, un tavolo tecnico che avrà il compito di studiare le procedure e gli aspetti tecnici affinché le TV locali, con il cosiddetto switch off, non abbiano una penalizzazione, possono essere viste da tutti quanti i veneti. È una scelta credo molto importante. Il legislatore, cioè il Parlamento, ha fatto la propria parte, adesso il Ministero deve proseguire per realizzare fino in fondo l'obiettivo. La palla passa dunque nelle mani del Ministero, che avrà la possibilità di rivedere il progetto di rete degli operatori assegnatari. Credo abbiamo fatto bene perché le TV locali sono molto importanti per il servizio che forniscono ai cittadini veneti e lo sono anche per il pluralismo dell'informazione, che per quanto mi riguarda è un caposaldo della nostra democrazia che va sempre tutelato, così come va tutelato anche il lavoro di migliaia di operatori, giornalisti, persone che vivono nel mondo delle TV locali e che devono poter continuare a farlo lavorando seriamente come fanno. 2 incendi ieri hanno creato problemi, seminato panico, paura, preoccupazione in Altopiano e a Romano Dezzelino nel Bassanese. Partiamo proprio da qui perché noi eravamo sul posto, un incendio che ha coinvolto un'abitazione all'interno della quale si trovava una nonna con i suoi 3 nipoti. Erano da poco passate le 15:30 di oggi pomeriggio quando vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi qui a Romano Dezzelino in via Re di Puglia per l'incendio di un'abitazione, del seminterrato di un'abitazione all'interno della quale si trovavano una persona anziana, una donna insieme ai suoi 3 nipoti. Una famiglia del posto che ha vissuto attimi di grande paura vedendo andare in fumo ricordi personali e mobilio, con il timore che anche l'automobile parcheggiata nel cortile prendesse fuoco, bloccata dal cancello. La situazione per fortuna si è normalizzata, l'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, la signora che viveva in questo appartamento è sana e salva, non ha ferite, non ha nulla, soltanto un grande spavento. Le cause dell'incendio, si sa qualcosa? Le cause dell'incendio sono sicuramente accidentali. Ora si sta verificando con l'aiuto dei vigili del fuoco la natura dell'incidente, ma è sicuramente un incidente domestico, diciamo.
Si può trattare di un caminetto, magari di una cucina difettosa? Sì, assolutamente sì, o un caminetto o una cucina poco funzionante. Sul posto anche il sindaco di Romano Dezzellino, Simone Bontorin. Non paiono esserci, rassicuro tutti sui rischi che possono esserci per le persone che respirano l'aria, perché comunque l'incendio è stato domato fin da subito e adesso i vigili del fuoco faranno i loro rilievi. Vedete alle mie spalle stanno ancora lavorando, proprio perché deve essere fatto un lavoro di fino per accertarsi che non ci siano altri focolai. Piccola pausa, torniamo per vedere le immagini dell'incendio ad Asiago, tanta cronaca, altri collegamenti e poi alle 12:30 la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. A fra poco. 12:15, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 12:30 per poi cedere la linea alla conferenza stampa del presidente Luca Zaia ed eventualmente poi rientreremo in studio perché fino almeno alle 13:30 noi siamo qui per tenervi compagnia, per tenervi informati su tutto quello che succede in Veneto. Allora, abbiamo visto le immagini dell'incendio, prima di andare in pubblicità, l'incendio che ieri pomeriggio ha creato paura e scompiglio a Romano Dezzellino, ma come vi dicevo adesso dobbiamo vedere le immagini che ci arrivano da Asiago, dove un altro incendio, dove altre fiamme hanno seminato panico, preoccupazione e costretto insomma all'intervento dei vigili del fuoco. Vediamo. Paura e danni in pieno centro storico ad Asiago, dove sono andati a fuoco i tetti di 2 palazzine di via Brigata Liguria. L'incendio è divampato nella serata di mercoledì a poche decine di metri dal municipio, aggredendo subito il tetto di un edificio di 3 piani ed estendendosi in pochi minuti anche alla copertura di un palazzo vicino. Una mansarda è stata completamente distrutta dalle fiamme, un'altra è stata invece gravemente danneggiata. Interessati anche 4 appartamenti che hanno subito danni di vario genere. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nel rogo che ha interessato appartamenti e alloggi utilizzati come case per vacanze e seconde case, che quindi al momento non erano abitati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Asiago coadiuvati dai pompieri di Schio, Bassano, Vicenza e Tiene con 4 autopompe, altrettante autobotti, 2 autoscale e 28 operatori. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte per parte della giornata, ma la tempestività dell'intervento ha permesso alle squadre di circoscrivere l'incendio al tetto delle palazzine coinvolte. È stato così evitato il coinvolgimento di altri edifici nelle vicinanze. Le cause del rogo, che secondo le prime informazioni potrebbe essere stato innescato da una canna fumaria, sono ancora al vaglio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. E dopo i nostri servizi sul buco da 11 milioni di euro di debiti, cui deve far fronte con beni personali, l'attuale direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. Bene, dopo i nostri servizi noi ci siamo messi a disposizione, abbiamo lasciato aperti, come si suol dire, i nostri microfoni, facendo domande e aspettando delle risposte che non sono ancora arrivate. E allora noi ieri siamo andati in cerca di queste risposte, siamo andati a una conferenza stampa dove era presente proprio il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza, gli abbiamo fatto le vostre domande e vediamo com'è andata. Direttore, un commento. Informazioni pubbliche, dei dati pubblici, posso chiederle? Ma voglio farle lei queste domande, posso? No, ora ho detto che sto scappando abbastanza. Velocissimi. Tanto tiri giù quella telecamera che non autorizza un attimo, ma almeno educazione. Ma non si preoccupi. Posso chiederle allora? Devo scappare abbastanza. Ma me le dica anche da lontano, allora, la situazione Covid qui al Sant'Orso e al San Bastiano? Niente? Non mi dice nulla? Non mi dice nulla invece per quanto riguarda la situazione, gli 11 milioni di euro di obbligazioni? E continuiamo a dirigere l'ULSS? Non hai nessun commento? Ci saluta? Solo dei grandi saluti.
dei saluti. Vabbè, torneremo a chiederglielo anche un'altra volta allora. Torneremo a fare queste domande, già oggi insomma noi ritorneremo a proporre e a sottoporre questi interrogativi al direttore generale Carlo Bramezza. Quali interrogativi? Li riassumiamo in questo servizio. Il buco da 11 milioni di euro cui deve far fronte oggi il direttore dell'ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza apre una serie di importanti interrogativi. Ecco 3 domande che intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e anche a voi. È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro l'anno? È opportuno che una persona che nella sua carriera ha sempre ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici si faccia garante per operazioni immobiliari private per la cifra di quasi 11 milioni di euro? È opportuno che una persona che percepisce uno stipendio annuo di circa 90.000 euro abbia garantito con fideiussione 11 milioni di euro, ovvero un importo che ora potrebbe rimborsare solo lavorando 600 anni? Attendiamo risposte. I nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. E con questo invito adesso andiamo di nuovo in pubblicità. Vi ricordo 12:30 conferenza stampa del presidente Luca Zaia, a fra poco. e 26, fra una manciata di minuti cederemo la linea in diretta per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Intanto però riusciamo a portarvi anche a Schiavonia, dove vedo collegata con noi in diretta la nostra collega Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Alex, a Schiavonia, che diciamo un po' piccolo, da dove tu... C'è un po' di vento, Valentina, perdonami, c'è un po' di vento che disturba l'audio. Vediamo se riesci adesso meglio. Dicevo, a Schiavonia, dove tutto è iniziato purtroppo 2 anni fa, il 21 di febbraio, quando vennero scoperti i primi 2 casi di Covid in Veneto. Purtroppo uno dei 2 anziani morì proprio nelle ore seguenti, in tarda serata, a causa del Covid. L'ospedale che vedete alle mie spalle venne chiuso e nel parcheggio dove io sono adesso lo vedete pieno di auto, ma 2 anni fa poi venne completamente deserto, senza auto, ci sono delle ambulanze e i malati sono ricoverati. Gli anni 70 Schiavonia è ancora Covid hospital, ma penso potrebbe ritornare a regime. Già da ieri sera infatti la buona notizia è che è stato riaperto il pronto soccorso e oggi tra pochi minuti ci sarà una conferenza stampa in cui l'USL spiegherà le prossime riaperture dell'ospedale. Domani anche una grande mobilitazione di tutti i sindaci della Bassa Padovana, che proprio qui a Schiavonia faranno una manifestazione, un sit-in, proprio per chiedere alla regione che Schiavonia non sia più un Covid hospital e che torni a tutte le sue funzioni, anche perché serve un'area piuttosto vasta della Bassa Padovana, che in questi 2 anni, a causa proprio del fatto che Covid hospital ha perso prestazioni ambulatoriali e chirurgiche. Valentina, io ti ringrazio per il tuo collegamento da Schiavonia, grazie a te e a Federico Cibotto per questo collegamento in diretta durante il nostro Focus TG. Noi ti salutiamo, ti lasciamo al tuo lavoro, rientriamo in studio, c'è movimento a Palazzo Balbi, quindi fra poco arriverà il momento di cedere la linea al governatore Luca Zaia per la sua conferenza stampa. Ci scusiamo un po' per la qualità dell'audio, insomma il collegamento alla Schiavonia, evidentemente c'era un forte vento che ha un po' compromesso appunto la qualità
dell'audio, però insomma abbiamo capito, abbiamo visto anche insomma, un ospedale che è simbolo ed è stato simbolo di questa pandemia, della resistenza, della resilienza, come si suol dire, insomma, quindi vi abbiamo raccontato in questi 2 anni pagine che insomma di storia, di sanità, di vite umane, di grandi sacrifici, di grande impegno da parte di tutto il personale medico, il personale sanitario. C'è il movimento, vi dicevo, in sala conferenze a Palazzo Balbi, dove fra poco appunto andremo ad ascoltare le parole del presidente Luca Zaia. Nel frattempo però diamo un'occhiata al report, al bollettino di Azienda Zero, il report giornaliero dei contagi, che ci racconta di come sta andando l'epidemia in Veneto nelle ultime 24 ore. È una fotografia importante perché anche oggi certifica che insomma la strada intrapresa è quella giusta, che la curva contagi continua a scendere. Ieri eravamo a un delta di nuovi casi positivi che si aggirava poco meno di 6.000 casi, 5.800 e rotti. Oggi scendiamo nuovamente, come potete vedere siamo a 4.910 casi, nuovi casi positivi, quindi il delta nelle ultime 24 ore si è spostato, ha aumentato il suo raggio di 4.910 unità. Guardate con attenzione la colonna verde accanto, questa che riporta i dati dei casi attualmente positivi. Ebbene, continuano a scendere, questo è un dato di grande importanza sia per quello che riguarda chiaramente la salute dei cittadini, sia per quello che riguarda l'attività ospedaliera e sia anche per quello che attiene al ritorno alla normalità. Noi continuiamo a parlare di ritorno alla normalità perché insomma vediamo effettivamente la luce in fondo al tunnel, bisogna tenere duro, come si suol dire, ancora per un po', ma le premesse sono straordinariamente positive, come ci ha confermato lo stesso presidente Luca Zaia nel suo ultimo punto stampa dedicato proprio alla situazione Covid. Vi dicevo, guardate questa colonna, i casi attualmente positivi sono rapidamente scesi nel giro di qualche giorno da più di 100.000 a 78.302, quindi continuano a guarire le persone contagiate dalla variante Omicron, contagiate dal virus. 78.302 positivi, attualmente positivi in Veneto. Scendiamo con i dati, andiamo a vedere le ospedalizzazioni e le terapie intensive, altri 2 parametri molto importanti per noi. Ricordiamo che insomma, con questi numeri dal 7 di marzo il Veneto tornerà ad essere zona bianca. Ebbene, le ospedalizzazioni, come potete vedere, continuano a scendere, meno 26 ricoveri in area non critica, quindi meno 26 ricoveri per quello che riguarda le ultime 24 ore. Scendono, continuano a scendere anche le terapie intensive, meno 4 terapie intensive, sempre in riferimento ai dati delle ultime 24 ore. Purtroppo dobbiamo constatare anche oggi, ed è un rammarico, è sempre difficile parlare di questo dato, insomma, altre 18 vittime, altri 18 decessi nelle ultime 24 ore, il che comunque porta il numero dei decessi sicuramente a un dato che non avremmo mai voluto vedere, mai voluto commentare. Questo è il quadro della situazione per quello che riguarda i contagi, quindi il report giornaliero che ci fornisce Azienda Zero. Adesso diamo un'occhiata, visto che c'è ancora un po' di tempo, perché il presidente Luca Zaia non è ancora entrato, non è ancora arrivato nella sala stampa, sala conferenze, insomma, di Palazzo Balbi, dove è pronto a prendere la parola, a prendere la linea per la sua conferenza. Noi
torniamo a guardare una tabella, torniamo a guardare dei dati che sono quelli che ci ha fornito proprio la Regione del Veneto e riguardano il monitoraggio della campagna di vaccinazione. Ultimo aggiornamento alla mezzanotte di ieri sera, insomma, quindi sono dati aggiornati che non contemplano insomma, le inoculazioni di vaccino effettuate in queste ore, in queste prime ore del mattino. Guardate, il delta delle dosi somministrate, quindi quante vaccinazioni sono state fatte ieri in Veneto? Più di 8.434, di cui 302 prime dosi, oltre 1.700, quindi 1.787 cicli completati, quindi le seconde dosi, e quasi 6.500, 6.345 booster, che sono chiaramente, come ormai abbiamo imparato a conoscere, a sapere, sono le terze dosi, insomma, quindi la dose addizionale. Il tutto porta il Veneto ad aver inoculato e ad aver somministrato più di 10 milioni, quasi, stiamo arrivando quasi agli 11 milioni di vaccini da quando appunto è disponibile il farmaco. 10.713.839 dosi di vaccino inoculate, di cui 3.150.200 prime dosi, 4.490.000, quindi quasi 4 milioni e mezzo, insomma, di seconde dosi, e 3 milioni, più di 3 milioni di dosi addizionali di booster. Quindi questo è un dato sicuramente importante, è una fotografia questa che racconta di quanto, insomma, sia i veneti sia la Regione Veneto abbia lavorato nella campagna di vaccinazione, di prevenzione. La percentuale delle dosi somministrate sulle dosi fornite è del 91%. Ne approfittiamo perché c'è ancora qualche minuto di attesa prima, come vi dicevo, come vi ricordo, di cedere la linea al governatore Luca Zaia per la sua conferenza stampa in diretta. Noi restiamo a parlare di campagna di vaccinazione, perché il report che ci viene fornito dalla Regione ci permette anche di andare ad analizzare un pochino, in genere non abbiamo mai tempo, adesso ne approfittiamo per approfondire anche questo aspetto, ci permette di analizzare anche quante, insomma, dosi, insomma, che percentuale ha aderito alla campagna di vaccinazione, quindi ha effettuato il vaccino per fascia di età. Allora, guardate la tabella, partiamo dal basso, partiamo dai più giovani, perché insomma è argomento di discussione, spesso anche di polemica. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come il mondo dello sport sta alzando la voce per dire no al divieto di praticare attività sportiva agli over 12 che non hanno effettuato completato il ciclo vaccinale, quindi non hanno il Super Green Pass, ma insomma la vaccinazione nei giovani interessa il mondo delle scuole, interessa chiaramente le famiglie, di riflesso quindi il mondo del lavoro, perché ci sono ripercussioni chiaramente anche in quel caso, anche sotto quell'aspetto. Dicevamo, la fascia d'età dei più giovani è quella che fa discutere un po' di più. Ebbene, come potete vedere in tabella, nella fascia d'età dai 5 agli 11 anni la percentuale di popolazione che ha ricevuto almeno una dose supera di poco il 32%, 32,6%, quindi praticamente 1 su 3 siamo arrivati, 1 su 3 ha inoculato, ha effettuato e ricevuto almeno una dose di vaccino. La percentuale della popolazione, sempre fascia di età dai 5 agli 11 anni, che ha ricevuto invece anche la seconda dose di vaccino, rasenta il 28%, 27,6%, quindi sono percentuali abbastanza stabili queste. Vediamo che non ci sono dei veri e propri picchi da una settimana all'altra, si procede a piccoli passi, la percentuale comunque è abbastanza stazionaria, la media è in pratica
1 su 3, insomma, un ragazzino, un bambino su 3 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ha completato grosso modo il ciclo vaccinale, sempre 1 su 3, il 32,9% ha già prenotato, diciamo, la dose successiva, quindi la seconda dose. Invece guardate le percentuali che riguardano la fascia di età, ad esempio quella più problematica, più critica, quella che abbiamo imparato a considerare la più fragile durante questi 2 anni di pandemia, durante questi mesi difficili che progressivamente ci stiamo lasciando alle spalle, la fascia dei grandi anziani, di quelli che hanno più di 80 anni. Ebbene, guardate, il 100%, lo evidenzio, anche se forse è più chiaro, ecco, lasciando il numero scoperto, il 100% ha ricevuto almeno una prima dose, il 100% dei grandi anziani ha ricevuto almeno la seconda dose, quindi ha completato il ciclo vaccinale, e quasi il 90% ha già ricevuto la dose booster, la dose addizionale. Se scendiamo un po' con l'età, andiamo a vedere che, insomma, nella fascia dai 70 ai 79 anni le percentuali sono comunque altissime, perché il 95,2% ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, il 94, oltre il 94% ha completato il ciclo vaccinale e il 95% si è già prenotato, insomma, e è in attesa appunto di completarlo con, vedete, l'85,6%, questo è il dato, di persone nella fascia di età dai 70 ai 79 anni che sono state vaccinate anche con la terza dose, con la dose booster. Vediamo, noi in attesa di continuare a analizzare insieme questa tabella, poi dobbiamo parlare di alcune importanti novità che riguardano i cinema, che riguardano l'uso appunto del cibo, la possibilità di consumare cibo nei luoghi chiusi. Vi diamo adesso subito un aggiornamento. Chiedo alla regia, ecco, regia sempre prontissima, sempre attenta, di inquadrare appunto la sala stampa, la sala conferenze di Palazzo Balbi, dove a momenti arriverà il presidente Luca Zaia per il suo consueto aggiornamento punto stampa. In attesa appunto di continuare poi ad analizzare la tabella, a vedere bene i dati, andiamo a leggere una notizia dell'ANSA, la leggiamo insieme, la commentiamo insieme, perché tornano i popcorn al cinema e le bibite allo stadio. Può sembrare voglio dire una notizia così un po' leggera, ma in realtà se ci fermiamo un attimo a riflettere, sono proprio le piccole cose, le piccole abitudini che ci sono mancate durante questi 2 anni, oltre 2 anni di difficoltà, di insomma, restrizioni, di proibizioni, di sacrifici che siamo stati chiamati a sopportare. Bene, tornano i popcorn al cinema e le bibite allo stadio. È stato approvato all'unanimità un emendamento al decreto legge del 7 gennaio, in fase proprio di discussione nella Commissione Affari Sociali della Camera. Dal 10 marzo quindi sarà possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. Ripeto, questa può sembrare una notizia leggera, in realtà c'è un'economia che ruota attorno a appunto la possibilità di somministrare cibo e bevande. Ma adesso mi fermo qui, perché è arrivato il governatore Luca Zaia, pronto a prendere la parola da Palazzo Balbi per il suo punto stampa. Cediamo la linea allora al governatore. Stefano, prego. Vieni qui, Stefano. Tanto buongiorno a tutti. Un ringraziamento a tutti per essere qui oggi. Tolgo la mascherina perché siamo tutti tamponati, nel senso che siamo tutti testati, però mi tolgo anche la mascherina perché giustamente fanno notare che soprattutto quelli collegati da casa sono agevolati dal fatto che vedono anche appunto la mimica
mentre parliamo. E un ringraziamento, un saluto per la presenza di Stefano Bonaccini, con il quale abbiamo condiviso, possiamo dirlo, notti intere, ma a occuparsi del Covid, telefonate, incontri, videoconferenze. Insomma, abbiamo fatto 24 mesi, ormai Stefano siamo in procinto dell'anniversario dei 24 mesi, che sarà lunedì, del Covid, e posso dire che questo rapporto si è consolidato in questi mesi. Noi ci conoscevamo già da prima, perché siamo colleghi da un bel po', però è pur vero che insomma ne abbiamo affrontati tanti di problemi, e devo dire che c'è sempre stata piena sintonia con il governatore Bonaccini. Saluto la delegazione che lo accompagna, il sottosegretario Baruffi e il dottor Del Prete, che è il suo portavoce. E il senso di questo incontro di oggi è quello di dirvi che noi ci sentiamo spesso, ma abbiamo detto a un certo punto facciamo anche un punto della situazione. Siamo due regioni confinanti, sono due regioni che condividono anche culturalmente, socialmente, una miriade di rapporti anche interpersonali, di familiarità. Io stesso ho studiato a Parma, cioè ero iscritto all'università a Parma, per cui per me è familiare l'Emilia, ma anche la Romagna, ma anche per parlare di quello che può essere il futuro, senza che io stia qui poi ad annoiarvi a parlarvi nello specifico dei temi. Poi avrete ovviamente modo di fare le domande sia a me che al Presidente Bonaccini. Devo dirvi che abbiamo affrontato un po' di temi, ovvio, il primo l'autonomia. Con Stefano Bonaccini e Attilio Fontana siamo partiti assieme in quel 2017 appunto per avviare questo percorso, un'autonomia che vediamo lì all'orizzonte, oggi oggetto di quello che dovrebbero essere le battute finali di una legge quadro. Attendiamo ovviamente dal governo una risposta, visto e considerato che noi i compiti per casa li abbiamo fatti, abbiamo portato le nostre proposte in maniera costruttiva, e penso che l'autonomia sia assolutamente e sarà oggetto. Il volume è troppo alto, grazie. E l'autonomia sarà. Potete abbassare il volume, per favore? Perché se no fischia e dà fastidio. Grazie. Che l'autonomia. No, fischia ancora. Dicevo che proviamo? Prova. Dicevo che no, fischia. Scusate. Sembra di tornare agli anni della discoteca. Basta sto volume. Ecco qua. Allora dicevo che per noi siamo convinti che la partita dell'autonomia sia assolutamente cruciale e sarà pregnante nelle prossime settimane, non vi dico nei prossimi mesi. Siamo in attesa di una risposta. Fra l'altro i nostri tecnici, rispettivi tecnici, c'è qui il sottosegretario Baruffi piuttosto che il dottor Gasparin per noi e Galli per la regione Lombardia, hanno lavorato con gli staff ovviamente della parte tecnica per addivenire a quella che è una proposta finale. Quindi siamo in attesa, Draghi batta un colpo. Poi abbiamo parlato di un sacco di progetti collegati al fiume Po, a progetti che fra l'altro vedono grossi investimenti, le ciclovie, il tema dell'ambiente, abbiamo parlato di fiere, abbiamo parlato di viabilità, insomma quello che comunemente due governatori che condividono dei confini assieme devono affrontare, devono parlare. E io devo dire che questa riunione è stata proficua, devo dire che come al solito ragionando con Stefano Bonaccini si cresce e si continua a crescere nel rapporto che è costruttivo, al di là poi delle appartenenze politiche, perché è inutile che stiamo qui neanche a evidenziare questi aspetti. Hanno capito tutti che lui è della Lega e io sono del PD, no? Cioè, l'hanno capito tutti. E per dire insomma che cerchiamo di fare il bene dei cittadini, dopodiché ognuno ha le proprie idee politiche, però abbiamo dimostrato che insomma, questa collaborazione diventa sempre più importante. Io penso che questo sia un tesoro, sia un valore grande, alla luce anche di un ultimo progetto che voglio proprio accennare
a volo d'uccello, che è quello che condividiamo una sfida assieme a Massimiliano Fedriga, quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, che è rappresentato da questa costa, la costa adriatica, quella che noi abbiamo definito la nostra costa del Sol, sulla quale vogliamo continuare a investire, perché vi ricordo che avevamo tentato prima del Covid di partire con un progetto comune, siamo ancora convinti che la promozione, la sfida di obiettivi comuni sia assolutamente unica nel presentarsi a livello internazionale. Vi ricordo che il 66,6% dei turisti del Veneto sono stranieri, e così immagino accada anche per l'Emilia Romagna o per il Friuli Venezia Giulia. Quindi una serie di temi trattati, la volontà di andare avanti e continuare a costruire, dopodiché, per evitare che qualcuno dica sti qua hanno fatto una riunione e hanno parlato di calcio, non è il mio caso, lo sapete, ma vi daremo anche il materiale, vi diamo un po' di numeri, vi diamo anche un resoconto di quelli che sono stati i temi dei quali abbiamo parlato, e anche dei finanziamenti collegati ai temi, perché per alcune partite sono finanziamenti importanti che passano anche i 100 milioni di euro. Lascio la parola a Stefano Bonaccini, prego. Grazie Luca, saluto ovviamente tutti, saluto anche Caner, assessore, con cui in conferenza regioni abbiamo lavorato tanto in questi anni. Come sapete, io fino all'aprile dello scorso anno, per 5 anni e mezzo, ho fatto il presidente della conferenza, e gli ultimi 2 anni li ho fatti con 14 regioni su 20 di centrodestra, quindi è grazie anche a Luca e ai presidenti di altro segno politico se io ho potuto proseguire in quell'incarico, anche in ragione del fatto che abbiamo sempre detto, ci siamo detti, guai mettere davanti l'appartenenza né geografica né politica. Peraltro nel momento in cui pro tempore governiamo, noi dobbiamo sempre ricordarci che istituzionalmente governiamo anche per quelli che non ci voteranno mai, non solo che non ci hanno votato. In particolare con Luca Zaia abbiamo avuto la gestione della fase più drammatica della vita di questo paese, e non solo, che verrà studiata nei libri di storia dai nostri pronipoti, e probabilmente noi non ci rendiamo ancora conto oggi di cosa sia e sia stata, ma che ci ha visto da subito impegnati, perché ricorderete, lui citava appunto 21 febbraio, 2 anni di pandemia, dopo Wuhan nel mondo sembrava che l'unico paese colpito fosse l'Italia, in Italia che le uniche regioni colpite fossero Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e per diverse settimane e mesi è stato esattamente così, tant'è che la prima chiusura vera, ad esempio le scuole, fu fatta dalle nostre 3 regioni in tutto il paese pochi giorni dopo quella vicenda. Abbiamo quindi consolidato e robustito un rapporto anche personale, soprattutto alla luce del fatto, e la riunione di oggi è per questo, che ci sono cose, materie, progetti che anche per ragioni in questo caso geografiche, di contiguità, da un punto di vista socio-economico abbiamo economie molto simili. Avete visto, lo dico con grande orgoglio, il 2021 si è chiuso con una crescita del 6,9% delle nostre 2 regioni, prime regioni per crescita nel paese. Che non ci fosse oggi quell'altra pandemia che non è sanitaria ma è economica, dettata dalla crisi energetica, dal costo delle bollette, saremmo, ma siamo ancora regioni che possono davvero nei prossimi anni prendere una spinta che ci facciano andare davvero verso la piena e spero buona occupazione nel giro di pochissimi anni. Dell'autonomia ha detto Luca, sapete che con l'allora Presidente Gentiloni, quindi questo è il 4º governo, stava terminando quella fase, io, Luca Zaia e Roberto Maroni, che stava terminando il mandato in Lombardia, firmammo una preintesa, successivamente si arrivò ad altri accordi, c'è una legge quadro. Abbiamo lavorato con la ministra Gelmini per cercare di arrivare a uno step che possa far partire qualcosa. Erano progetti differenti, lo sono ancora, con diverse materie in campo tra l'una e l'altra regione. Il tema non è avere più soldi, il tema è quello di poter avere capacità di programmazione e di sburocratizzazione nel poter fare bene, perché abbiamo sempre detto, se vanno ancora più veloci Veneto ed Emilia Romagna in questo caso, aiutiamo ad andare più veloce anche il paese. Quindi, come ha detto Zaia, ribadisco, ci attendiamo una convocazione al più presto per andare a definire qualcosa che possa garantire a tutti lo stesso trattamento qualora si voglia percorrere, come prevede la Costituzione, questo percorso.
2 minuti solo per dire che abbiamo già ricevuto 55 milioni di euro insieme dal PNRR, Ministro della Cultura, per il Parco del Delta del Po, progetti che sono già stati vagliati, li gestiranno i 2 parchi regionali più i 18 comuni interessati. Noi siamo convinti che si può già partire entro la fine di quest'anno e dentro il 2026 terminare i lavori che serviranno per interventi di valorizzazione turistica, ambientale e culturale di questo patrimonio straordinario che insieme abbiamo e dobbiamo gestire. Questo insieme al fatto che ci sono oltre 350 milioni di euro per la valorizzazione del Po, con progetti che riguardano l'asta del Po, vale per le regioni del bacino padano, ma anche qui noi siamo pronti con progetti che entro il 2026 vedono impegnati questi oltre 350 milioni di euro. Perché dico queste cose? Perché vogliamo dimostrare che questa occasione irripetibile del PNRR, al netto delle semplificazioni che servono, c'è chi è pronto. A risorse date noi ci faremo trovare pronti, in questo caso ci siamo già fatti trovare pronti per mettere a terra, come si dice oggi, quei risorse che servono per investire. Dopodiché dalla A22, con ad esempio la terza corsia Campogalliano dove abito io fino a Verona, al tema della valorizzazione delle spiagge, abbiamo già insieme anche al Friuli Venezia Giulia ogni anno impegnato risorse per promuoverci nel mondo in queste spiagge dell'Alto Adriatico così belle e visitate e vissute, al fatto di dire che sul tema della legge dei balneari le gare si devono fare, inutile che ci giriamo intorno, ma la valorizzazione, gli investimenti, l'occupazione di coloro che in Emilia Romagna, in Romagna in questo caso, e in Friuli Venezia Giulia immagino per Federica, ma soprattutto in Veneto per quello che anche voi ogni anno diceva Luca attirate, ci sia il riconoscimento di gare che premino la professionalità, l'identità e gli investimenti di chi le ha fatte diventare un luogo che attira decine di milioni di turisti da tutto il mondo. Insomma, abbiamo messo in fila diverse cose, ci piace essere gente pratica, bene o male lo giudicano poi i cittadini, però questa collaborazione tra 2 regioni che hanno tanti interessi in comune e anche tante parti in comune, volevamo non solo irrobustirla, ma soprattutto mettere subito in campo progetti che possano fare il bene delle nostre comunità, dei nostri cittadini, delle nostre imprese. Grazie davvero per questa accoglienza, io penso che metteremo appunto in progetto, poi dopo verranno forniti tante altre cose che serviranno per rendere più forti l'Emilia Romagna e il Veneto dentro a questa pandemia che non è terminata e sperando di superare il più breve tempo possibile la pandemia energetica. Grazie. Grazie. Come diceva il Presidente Bonaccini, poi avete una brochure nella quale sono indicate ad esempio le partite, le progettualità relative al Po, piuttosto le 3 grandi ciclovie che cubano più o meno 117 milioni di euro, piuttosto che tutta l'asta del Po per il bacino padano o gli altri progetti di viabilità e i vari temi dei quali abbiamo parlato. Adesso io passerei la parola a voi per le domande, se ci sono domande prego, magari se avete la cortesia anche di presentarvi come testata, così. Prego. Grazie, Angela Pederiva, Gazzettino. Una domanda per entrambi voi presidenti sull'autonomia. Avete citato i 4 governi, quindi il Gentiloni, il Conte 1, il Conte 2 e il Draghi. Perché dovrebbe essere la volta buona questa? Se avete ricevuto, immagino, in maniera trasversale delusioni da tutti gli esecutivi che si sono avvicendati su questo fronte. Cos'è che sentite di diverso questa volta? Grazie. Il fatto che il gruppo tecnico sostanzialmente ha delineato quelle che possono essere le linee guida, le chiamo così per semplicità, per poter partire e sperimentare su alcune materie, immaginiamo non tutte, noi peraltro ne abbiamo chieste meno delle altre regioni, e perché la ministra Gelmini, ministra alle affari regionali, ha indicato la volontà di poter partire già nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Noi crediamo possa essere la volta buona e rispetto anche a chi dice, leggevo commenti sui media qualche settimana fa, il tema dei livelli essenziali di prestazione, quello noi abbiamo sempre detto che quando il Parlamento riuscirà
a approvarli, a delinearli, che serviranno a tutta Italia per garantire a tutte le regioni lo stesso comunque atteggiamento e comportamento rispetto alle risorse da trasferire, quelle le deve fare il Parlamento, e verrebbe anche da chiedersi come mai in questi decenni non sono mai state fatte. Però io penso davvero possa essere la volta buona per iniziare quantomeno un percorso su alcune materie. 22 ottobre 2017, 4 anni, 4 governi, 24 mesi di Covid. Quindi abbiamo perso sicuramente i 24 mesi di Covid, perché oggettivamente, anche dal punto di vista proprio di rispetto umano, non ci sembrava utile stare lì a battagliare sull'autonomia e contare i morti contemporaneamente del Covid. Penso che i tempi siano maturi e siamo partiti da una situazione nella quale era la firma dell'intesa, che per noi ovvio sarebbe la soluzione migliore, no? Però abbiamo anche capito che il percorso che è possibile è quello di passare per il Parlamento con questa legge quadro, quindi non vogliamo da parte nostra lasciare alibi a nessuno, quindi il Veneto c'è, l'Emilia Romagna, l'ha appena detto il Presidente Bonaccini, risponde a questo, ovviamente debbono accogliere le istanze che sono state presentate. C'è un ultimo aspetto, ma non irrilevante, rispetto al fatto che uno dice: ma perché avete questa certezza? Intanto che questa è una pagina di storia, no? Prima o poi qualcuno la dovrà scrivere. Cioè, l'autonomia è modernità, il federalismo è modernità. Dall'altro io ho l'impressione che i supplementari ce li siamo giocati tutti, ormai siamo ai calci di rigore. Però l'elemento fondamentale è che un Presidente di Repubblica nel suo discorso di insediamento parla dell'autonomia e non fa mistero del fatto che l'autonomia è comunque una grande sfida. Il Presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo delle regioni per il Covid e questo ruolo è spletato nella piena autonomia. Se non avessimo avuto la sanità, come sarebbero andate le cose? Molto peggio. Quindi penso che anche questa attenzione da parte del Quirinale non sia irrilevante per questo percorso, che dovrà essere comunque un percorso che dovrà essere accompagnato. Quindi adesso aspetta a Palazzo Chigi rispondere. Altro? Sì, buongiorno, Filippo Tosato dei quotidiani Gedi. È stato scritto, è stato detto che vi sarebbero delle posizioni discordanti tra le tre regioni impegnate nella partita autonomista, in particolare da parte della Lombardia. E vi risulta questo? Si dice cioè che il Presidente Fontana avrebbe espresso perplessità circa il ruolo del Parlamento nel vaglio dell'eventuale legge quadro, della legge quadro che è stata annunciata, e che non sarebbe neppure del tutto d'accordo circa la persistenza di questo fondo solidale perequativo, che mi pare dovrebbe accompagnare le clausole autonomiste. Se potete magari chiarire questo aspetto. Guardi, io penso che, come ha detto Zaia, l'intesa sarebbe il traguardo ottimale, ma abbiamo detto che siamo gente pratica e concreta. La legge quadro col Parlamento che possa avere la libertà, l'autonomia, a proposito di autonomia, di poter discutere, io lo trovo assolutamente sacrosanto, e quella può essere la mediazione che permetta a tutti di poter esprimere la propria opinione, ma anche di fissare una legge quadro che garantisca che a quel punto, allora, come veniva detto, dopo 4 anni si possa davvero partire. Ovviamente non mi permetto di esprimermi a nome del Presidente Fontana, noi riteniamo che ci possa essere una giusta mediazione proprio per non frenare di nuovo le cose, ma vedere un approccio che porti finalmente a un percorso che comincia veramente. Guardate, io ne ho parlato in più occasioni col Presidente Fontana e sostanzialmente la vede come noi, anche perché è innegabile che fin dall'inizio abbiamo sempre detto: in Costituzione c'è scritto che c'è la firma dell'intesa, quindi si deduce che bisognerà firmare un'intesa. Di mezzo poi in questa discussione, in questo percorso, ne è venuta fuori, ovviamente anche in base a delle valutazioni di natura giuridica, costituzionale, che un passaggio parlamentare
non sul documento dell'intesa, attenzione, ma su una legge quadro che stabilisce i criteri per andare a firmare le singole intese, sia l'unico percorso possibile. Allora noi abbiamo due alternative: o facciamo la battaglia sapendo che comunque non andremo mai al vedo, o andiamo al vedo, e quindi vediamo questa bozza di legge quadro se verrà accolta, e dopodiché riusciremo a capire se sarà una fregatura oppure se sarà un'autonomia vera. Cioè noi non abbiamo oggi motivo di pensare che non possa essere un percorso serio, siamo in attesa. Guarda, il Presidente Fontana, anch'io ovviamente non parlo a nome del Presidente Fontana, ma avendoci parlato in più occasioni ha posto questa riflessione che chiunque di noi potrebbe porre, anzi l'abbiamo posta nei tavoli a livello nazionale penso migliaia di volte. Oggi è che ci garantiscono, sembra, il percorso con questo passaggio preliminare in Parlamento. Andremo al vedo, vediamo chi è più autonomista, se lo è chi propone il percorso o noi che lo vogliamo il percorso. Altro? Posso chiedere un altro? Prego. Non è per tirarvi per la giacchetta ad ogni costo, ma realisticamente un traguardo temporale per la presentazione di sta benedetta legge quadro, che sembra un'araba fenice che viene evocata periodicamente ma non si vede mai. Qual è un orizzonte temporale credibile? Insomma, quando è che vi aspettate di essere convocati e di poter interloquire sulla bozza non tocca a noi, per cui è difficile che noi possiamo metterci qui a fare gli hotelma di turno. Essere convocati il prima possibile, abbiamo una forma anche di appello questo. Il fatto di quando può essere l'approdo il prima possibile, noi più di così non possiamo dire. Peraltro questa legislatura, io sono tra quelli che si augura arrivi fino a fine mandato, sia perché abbiamo bisogno di un governo autorevole che governi, sia perché questo governo è proprio in campo per cercare di dare in mano all'Italia a ripartire, sconfiggere la pandemia e vincere questa sfida del PNRR, oggi anche quella della crisi energetica. Quindi io mi auguro che, abbiamo detto, è il quarto governo, nei miei auspici ci sta certamente il fatto che sia il prima possibile, proprio per cercare di dare voce e gambe. Per bocca della ministra Gelmini ci è parso di capire che c'è una volontà precisa, vediamo se è la volontà di tutti. Sì, condivido appieno, l'unica cosa che aggiungerei è che il Presidente del Consiglio sposi in toto e segua personalmente questo dossier, perché la vera pagina di storia che questo governo può scrivere è rappresentata da questa grande riforma istituzionale che peraltro è prevista dalla Costituzione, non è qualcosa di sovversivo o una forma nascosta di secessione come qualcuno all'inizio voleva far credere a qualche cittadino. Quindi il Presidente del Consiglio la valuti fino in fondo, anche perché l'alternativa quale sarà? Che verrà qualcun altro poi e la farà. Cioè non si torna più indietro, questo è poco ma sicuro. Altro? Prego. Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. Salto un attimo all'altro argomento che avete entrambi trattato prima, che è quello dell'epidemia e del Covid. Ci sono informazioni, avete saputo qualche cosa da parte del governo per i fondi Covid che dovrebbero arrivare alle regioni? I soldi da Roma stanno arrivando? Ci sono dei tempi? Come riuscite a gestire attualmente il buco che si è creato nella sanità e se si rischiano anche dei piani di rientro eventuali? Grazie. Io ieri ho incontrato il ministro Speranza, anche per altre cose che riguardavano il PNRR, però io penso che in uno stato serio le spese del Covid, quindi un'emergenza che non è dovuta per responsabilità di una singola o altra regione, le debba pagare lo Stato, anche perché noi ci siamo dati da fare e credo che da questo punto di vista si sia visto che cosa significa avere delle sanità territoriali forti, radicate, robuste. Se l'Italia, presa un po' in giro all'inizio delle vaccinazioni lo scorso anno, oggi è uno dei paesi che ha vaccinato in più al mondo, noi abbiamo avuto un rapporto, penso di poterlo dire anche a nome di Luca Madiralui, con il generale Figliuolo, una struttura commissariale eccellente, ma sono le nostre ASL
che si sono date da fare, certo insieme anche ai medici medicinali generali, alle farmacie eccetera, ma è la sanità pubblica dei nostri territori che ha risposto in maniera così importante, oltre a tutto quello che ha dovuto sopportare, abbiamo detto, nella pandemia, nell'anno in cui sembravamo colpiti solo noi e i vaccini erano ben là da venire. L'anno scorso, parlo per l'Emilia Romagna, adesso parlo di quello che so, noi siamo riusciti a ripianare tutto e a uscire con i conti in ordine, perché il governo ha dato prima 600 milioni a fronte del 1.120 miliardi che il Presidente Federica aveva chiesto a nome di tutte le regioni tramite la conferenza. Di quei 100 miliardi e 120 milioni ce ne sono stati assegnati 600, poi a gennaio, cioè poche settimane fa, altri 400. Per quanto mi riguarda quei 400 però non sono per il 2022, quelli valgono per chiudere il 2021. Perché sono persino meno quelle 2 tranche di quello che avevamo chiesto, ma va bene, ringrazio il governo, è importante per noi. Quel 1.120 miliardi fu chiesto prima della quarta ondata, quindi noi siamo ancora nel declino e speriamo presto del definitivo arresto della quarta ondata, ma noi abbiamo sopportato questa quarta ondata con investimenti, spese, insomma, dove non ci siamo chiesti dov'è che risparmiamo un euro, anzi magari ne abbiamo speso anche uno in più per cercare di fare il meglio possibile per i nostri cittadini e le loro famiglie. Credo che già nelle prossime giorni o settimane qualcosa in più dovrebbe arrivare per il 2022, ovviamente a noi secondo me serve qualche miliardo di euro, fatto 100 le regioni italiane. Dopodiché vedremo e si vedrà. Io ho fatto persino un'altra proposta in aggiunta, che sia quella che laddove lo Stato non riesce a garantire tutto possa permettere una spalmabilità di un eventuale debito che, se messo ad esempio su una decennalità, può garantire sforzi che siamo in grado certamente di sostenere. Ma io non ci voglio neanche credere che le regioni debbano a loro carico dover ricoprire ciò che abbiamo speso giustamente per una pandemia che è globale, nemmeno solo nazionale. Questo è il mio pensiero, ma come dire, in conferenza delle regioni su questo abbiamo veramente fatto tutto insieme. Sì, ma ne abbiamo parlato moltissimo, è un lavoro di squadra. Vi do solo il dato del Veneto, noi siamo a 1,7 miliardi ormai, euro più, euro meno. Stiamo parlando di tutte le annualità. E stiamo parlando giustamente, come diceva Stefano Bonaccini, non di spese superflue, di sprechi, ma della necessità di investire per salvare la vita dei cittadini. Non so, se uno mi chiedesse ma quanti medici con contratti a tempo determinato, i cococò, tutto quello che avete assunto, 2.253 medici. E così vale per le professioni sanitarie, ma così vale per moltissime attrezzature, i dispositivi. Insomma è stato un lavoro di squadra, e poi non vi dico poi che c'è anche l'aspetto del recupero delle liste d'attesa, perché la coda di questa tragedia ci porta ad avere 500.000 liste d'attesa. Oggi noi in Veneto sono 274.000 visite specialistiche ambulatoriali che dobbiamo comunque risolvere velocemente, e poi non parliamo della prevenzione, di tutto quello che significano queste visite. E quindi anche qui sono spese accessorie che le spendi o internamente o avvalendoti delle prestazioni dei privati. Quindi è fondamentale che ci sia un ripianamento di queste spese. Del resto, l'alternativa quale sarebbe stata? In assenza di autonomia delle regioni, il governo le avrebbe comunque dovute sostenere queste spese. E forse anche malamente, perché non avrebbe avuto delle sentinelle sul territorio che sono state rappresentate dalle regioni. Quindi ripianare assolutamente sì. La sanità è una priorità per questo Paese, lo abbiamo capito ancora di più con il Covid, per cui non si discute. Altre domande? Bene, allora facciamo l'intervista all'Atere. Grazie. E allora il Presidente Bonaccini è a disposizione qui dalle bandiere per le interviste. Grazie. Vai tranquillo.
Grazie mille, grazie davvero. Facciamo, siamo un passino più indietro magari. Che cacchio. Devi stare un po' più dietro col telefono però, se no. Dimmi dov'è. Un pelino. Allora, è arrivato il momento delle interviste, cerchiamo adesso di capire bene i movimenti del governatore in conferenza stampa. C'è la possibilità di avere anche la doppia finestra in modo tale da farvi vedere adesso che cosa sta succedendo. Chiedo alla regia se è possibile anche collegarci proprio con l'audio per ascoltare il Presidente Bonaccini, ad esempio. Per discutere, io peraltro sono tra quelli che, al di là che l'approdo ottimale, come pensavamo, fossero le intese, ci possa essere una mediazione che vede il Parlamento discutere ed approvare eventualmente una legge quadro che possa fissare criteri che valgono poi per tutti. Voi come sapete per l'Emilia Romagna l'autonomia non è mai stata la richiesta di avere più soldi, io anzi mi accontenterei di avere €1 in meno di quello che ci danno, basta che la gestione, quella con la programmabilità degli interventi ed è un po' di semplificazione e sburocratizzazione ci possa essere concessa e garantita, perché credo che quando gestiamo le risorse trasferite dallo Stato siamo in grado di gestirle, abbiamo dimostrato nel corso degli anni. Bene, si guardi ad esempio sui fondi europei, su altro versante. Sulle materie però ci sono delle differenze tra le regioni, quello. voi e le Venete. Sì, noi ne abbiamo chieste la metà ad esempio, quindi sono materie sulle quali dalla scuola alla promozione del turismo all'estero, all'energia, noi non vogliamo che sia la regione a prenderle come materie da gestire, ma quella sta poi all'autonomia in capo, come prevede la Costituzione, ogni singola regione. Quello che noi vorremmo vedere riconosciuto è un provvedimento che è in Costituzione, che ha visto passaggi importanti a partire da firmammo una preintesa con l'allora Presidente del Consiglio Gentiloni nel 2017, insomma io mi auguro che ci si possa arrivare. Noi peraltro quella richiesta di autonomia l'abbiamo scritta con tutto il patto per il lavoro e per il clima della mia regione, cioè insieme a tutte le parti sociali. Però poi battete calza sul problema che servono soldi per le spese affrontate nel periodo della pandemia. Questo però con l'autonomia non c'entra nulla. Tema delle spese Covid è un tema assolutamente sacrosanto che poniamo, peraltro il governo do atto, lo ringrazio, che per il 2021 sostanzialmente ci ha riconosciuto €1 miliardo a fronte del $1.120 miliardi che avevamo chiesto come regioni. Quelle sono spese che noi abbiamo sostenuto per curare le persone, per fare prevenzione, per ricoverare, per fare le vaccinazioni, grazie a uno straordinario rapporto tra lo Stato, il governo, il commissario Figliuolo e le regioni, che sono quelle sul campo che fanno le somministrazioni. Siamo passati ad essere l'Italietta di inizio 2021 all'Italia che nel mondo è tra le regioni che ha vaccinato di più. Noi chiediamo che ci vengano riconosciute spese che non possono aprire buchi di bilancio nei nostri bilanci, peraltro solitamente molto ben gestiti. Quindi io voglio avere fiducia che, come è avvenuto per il 2021, anche nel corso di quest'anno ci verranno riconosciute tutte le spese che abbiamo sostenute per difendere le persone. Emilia Romagna e Veneto avranno un fronte comune sulle concessioni balneari? Una posizione comune? Sì, guardi, io, da noi abbiamo fatto addirittura un documento in Emilia Romagna condiviso con tutte le associazioni di rappresentanza dei balneari. Noi crediamo che sia giusto andare a gara e ormai l'hanno capito anche i balneari, che però quelle gare debbano prevedere delle premialità a riconoscere gli investimenti fatti, il valore, la professionalità e l'identità di quello che rappresentano nei nostri territori e poi garantire anche l'occupazione per tutti quelli che ci lavorano. Insomma, se siamo diventati un'industria turistica che fa gola al mondo e sono quasi tutte imprese familiari, quello vorrà dire che lì c'è stato un di più e una capacità di intervenire. Quindi gare sì, però si vedano premialità per questi requisiti che abbiamo detto devono essere a nostro parere garantiti anche in bontà in ragione del fatto di proseguire in una costa adriatica che ha quel po' di qualità e di ospitalità che c'è invidiata nel mondo.
turismo, non solo quali progettualità e quali priorità ai progetti tra due regioni confinanti. Sì, intanto abbiamo la soddisfazione ad esempio che 55 milioni del PNRR per la parte Ministero della Cultura, Franceschini, sono già stati assegnati e sono risorse che vanno su quello che è il parco del Delta del Po. I progetti dovranno essere gestiti dai 2 parchi regionali e da i comuni interessati. Noi confidiamo che tra quest'anno e il 2026 si possano fare tutti gli interventi che riguardano valorizzazione culturale, turistica e ambientale in un'area così pregiata peraltro Mabunesco, cioè Man and Biosphere, proprio a tutela di quel patrimonio straordinario che è quel luogo. Poi insieme abbiamo importanti ciclovie, ci sono 3 ciclovie dalla Vento alla quella del Sole che va da Firenze verso Verona e oltre, e quella adriatica. Sono importanti investimenti perché il cicloturismo è uno dei fattori di nuovo turismo, peraltro, che arriva da tutto il mondo, che ci vede molto interessati anche proprio per i numeri che facciamo. E poi c'è il tema anche dell'asta del Po. Le regioni interessate, le 4 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, avranno a disposizione da PNRR oltre 350 milioni di euro. Anche qui noi abbiamo già i progetti pronti e vogliamo del giro di pochi anni di realizzarli, perché servono anche qui per un fatto di riqualificazione anche ambientale e naturalistica di quell'importantissimo bacino. E poi abbiamo detto promozione delle nostre spiagge, tutta l'asta dell'Adriatico, in questo caso anche insieme al Friuli Venezia Giulia. Sono risorse che ogni anno investiamo per promuoverci insieme, perché l'unione fa la forza, nei mercati stranieri ed esteri, perché confidiamo che il turismo possa presto tornare una volta sconfitta questa 4ª ondata, e i numeri ci dicono che sta andando bene. Poi ci sono tanti altri progetti, ad esempio la A22 sulla Brennero c'è il progetto di terza corsia tra Campogalliano e Verona. Sapete che lì si è in attesa del concessionario, cioè di capire lo Stato a chi vorrà affidare la concessione, se proseguirà Autobrennero o meno. Grazie a voi. Siamo qui, puoi fare anche con Zaia. Se volevi più basso, più alto. Sì, come prima va bene. Vado con la mascherina. E allora, in attesa di ascoltare anche il governatore Luca Zaia, ci stiamo attrezzando, eccolo lì, pronto a rispondere alle nostre domande. Il presidente Bonaccini faceva proprio riferimento alla tregua che sta concedendo il Covid, ha parlato proprio di una situazione in miglioramento. Vediamo se c'è tempo per andare a rileggere brevemente il bollettino di Azienda Zero. In pratica, insomma, lo anticipiamo, l'abbiamo visto di sfuggita prima, 4.910 nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore, scendono le ospedalizzazioni, meno 26, scendono le terapie intensive, meno 4, e adesso di nuovo linea al governatore. Pronti? Curzio. Curzio slarghiamo, se no non abbiamo un capo. Venite più in qua, tu allargati qua. Un po' più larghi, no? Se no non... Oh, vai, dai. Questa legge quadro si arriva o no? Si arriva anche perché il percorso è iniziato, non si torna indietro, abbiamo fatto le nostre osservazioni al vaglio di Palazzo Chigi, adesso Draghi prende in mano il dossier e la chiudiamo lì. Ma con Draghi, con i problemi che ci sono attualmente, le tensioni che vi sono, non vede perplessità, si può arrivare in questa legislatura a chiudere? Ma guardi, questa è un'istanza del popolo, è un'istanza di un popolo come il Veneto, ad esempio, che con 2.273.000 veneti è andato a votare per il referendum quel 22 ottobre 2017. Per cui è un'istanza che non ha colore politico, è un'istanza che viene direttamente dai cittadini. Su quelle materie però ci sono delle differenze tra voi Veneto e l'Emilia Romagna, su questo quando si farà il punto? Ma è bene che ci siano, visto e considerato che la Costituzione parla di autonomia differenziata, cioè vuol dire che ognuno può chiedere l'autonomia che gli spetta, quindi c'è una facoltà di chiedere
da una materia a 23 materie come è previsto dalla Costituzione. Presidente, ci sono dei tempi, possiamo dare dei tempi dopo 4 anni di attesa delle informazioni? Ma guardi, questo governo ha la possibilità di chiuderla velocemente, visto e considerato che la legge quadro è scritta. Se sono accolte le nostre istanze, nel giro di qualche settimana potrebbe addirittura iscriverla in Parlamento. Quindi oggi dipende tutto da cosa decidono di fare a Roma. L'autonomia non è stato l'unico tema sul quale vi siete incontrati oggi, una serie di progetti che voi tenete molto. Abbiamo parlato di viabilità condivisa, abbiamo parlato del grande progetto per il delta del Po, ma anche per il fiume Po, ricordo sono più di 400 milioni di euro. Abbiamo parlato di quello che è la nostra sfida della costa adriatica, quella che io ho definito la nostra costa del Sol. Avete problemi? Sulla camera prima, domanda tua. Non lo rifai perché non Allora abbiamo parlato di quello che sono poi le grandi sfide, penso a quella della costa adriatica, quella che io definisco la nostra costa del Sol, assieme a Massimiliano Fedriga, il sottoscritto e Stefano Bonaccini, per pensare di fare una comunicazione internazionale, visto considerato che siamo la realtà balneare più esclusiva e più importante a livello internazionale. E poi di altri progetti, molti altri progetti del comparto fieristico piuttosto che dell'autonomia, che ne abbiamo parlato in maniera approfondita, e di altre progettualità. Ma sui balneari però c'è già, quando è venuto fuori la legge Bolstein, che sono razziata di scudi, c'è timore di perdere le concessioni, c'è timore di non avere più il lavoro e di non poter assumere i dipendenti. Ma guardi, noi abbiamo 700 concessioni demaniali in Veneto. Io dico che prendiamo atto delle gare, ma le gare devono essere fatte rispettando la storicità, gli investimenti fatti, l'occupazione che c'è, l'identità, e capendo fino in fondo che va premiato anche quello che cosa è stato fatto nel passato. Sono operatori che si sono letteralmente creati e inventati un fenomeno turistico, quindi non li possiamo ritenere dei semplici occupanti di uno spazio pubblico, perché quello spazio pubblico probabilmente oggi sarebbe una devastazione, una discarica. C'è tempo e modo per intervenire ancora su questo? Assolutamente sì, direi che c'è una base di lavoro, dopodiché abbiamo tempo fino al 2024 per chiudere tutta la partita, quindi i prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Ovviamente noi sentiamo pulsare questa situazione, visto e considerato che siamo la regione dei balneari, siamo la regione delle 700 concessioni demaniali, e sappiamo che dietro ad ogni piccola concessione c'è la storia dell'identità dei nostri territori. Al di là dell'autonomia, vi aspettate qualcosa in particolare da questo governo preminente? Intanto che si ripianino i soldi e le spese della sanità, visto e considerato che il Covid ci ha letteralmente massacrato. Il Veneto ha quasi 1 miliardo e 700 milioni di euro di maggiori spese per Covid in questi 24 mesi. Dall'altro sicuramente il tema dell'autonomia per noi resta predominante. Ovviamente dobbiamo poi pensare a tutto quello che è il PNRR e la sua calata nei territori, perché sono 229 miliardi di euro che devono assolutamente essere investiti e con tempestività. I progetti del Veneto sono già pronti? Noi siamo pronti, abbiamo un tavolo di partenariato aperto, stiamo raccogliendo progettualità e soprattutto stiamo investendo su progetti innovativi e che riguardino filiere intere. Presidente, tra meno di una settimana inizia nel Bellunese lo switch off per l'emittenza privata, per il digitale terrestre, in condizioni davvero preoccupanti per molti emittenti. Penso che sia ormai chiaro che noi ci stiamo occupando di questo da mesi, insomma, ce n'è stato anche un resoconto ieri, adesso c'è da continuare a lavorare perché non vengano isolati 1 milione di persone, non vengano isolate 1 milione di persone in Veneto e che non abbiano più accesso a quelle fonti di informazione che sono l'emblema della democrazia. Quindi stiamo lavorando affinché TV grandi e piccole, locali, possano avere il loro spazio. Considerate, attenzione, si consideri che il nostro interlocutore è Roma, non è una decisione regionale. Se fosse per la regione sarebbe già risolto il problema. Per quanto riguarda, ti rifaccio la prima domanda, rispetto a voi attendete la legge quadro o a che punto siamo? La domanda per Noi siamo a buon punto. E allora abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni post conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Noi siamo in chiusura, mancano pochi minuti, vi terremo comunque compagnia fino alle 13:30. Tanti temi trattati durante questa conferenza stampa, tanti temi di attualità.
sapete che per noi uno dei temi principali di stretta attualità è quello relativo al caro bollette. Non ce ne dimentichiamo, continuiamo a parlarne, continuiamo a sensibilizzare sia le istituzioni che a raccogliere le vostre segnalazioni, e allora facciamo un attimo il punto sulla situazione in questo servizio, dove appunto il dato che emerge è che circa la metà delle famiglie venete rischia di avere concreti problemi. Vediamo. Un contribuente veneto su 4 dichiara redditi inferiori ai 10.000 euro lordi all'anno e un altro 48% dichiara tra i 15 e i 26.000 euro. Sommandoli si tratta di circa 2 milioni e mezzo di persone, poco più della metà degli abitanti del Veneto, che potrebbero incontrare grosse difficoltà a pagare l'esorbitante aumento delle bollette di luce e gas. Gli occhi sono da giorni puntati sul governo. Siamo davvero molto preoccupati perché il rincaro dell'energia poi a caduta ricade anche sui beni di prima necessità, quindi c'è un rialzo dei prezzi degli alimentari, dell'abbigliamento, di tutto insomma. Secondo uno studio di Adico, una famiglia tipo subirà un rincaro medio delle bollette del 118%, i single del 103%, le famiglie numerose del più 122%. Riteniamo sia necessario procedere con degli interventi strutturali, come per esempio l'abolizione definitiva degli oneri di sistema. Sarebbe anche necessario ampliare la platea dei beneficiari degli eventuali interventi di riduzione. Nota positiva, come emerge da un'altra indagine dell'Adico, è come molti cittadini stanno adottando dei comportamenti virtuosi. In attesa di un intervento del governo, abbassare il riscaldamento, essere più accorti nell'uso degli elettrodomestici appaiono le uniche contromisure adottabili. In particolare, il rincaro delle bollette rischia di mettere in ginocchio 6 anziani veneti su 10, titolari di pensioni inferiori ai 1.000 euro lordi al mese, che corrispondono a circa 700 euro netti. Il reddito di tante pensionate e tanti pensionati davvero negli anni ha perso parecchio potere d'acquisto, e addirittura il piccolo aumento che c'è stato quest'anno se ne va proprio con una bolletta del gas. Davvero non possiamo permetterlo, e bisogna assolutamente che ci sia una risposta forte da parte del governo per risolvere questa grave calamità. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Vi abbiamo raccontato in diretta la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, ma abbiamo fatto in tempo a parlare anche di tanto altro. Per tutti gli approfondimenti vi do appuntamento alle edizioni serali dell'informazione su Rete Veneta e sulle emittenti di Media Nord-Est. Invece noi con Focus TG ci ritroviamo domani puntuali a mezzogiorno.